Gli operatori turistici della Sila preparano la stagione, i segnali sono buoni e atteso il pienone di presenze come nello scorso anno. I segnali ci sono, già da questo fine settimana che è trascorso abbiamo avuto numerose presenze sia dalla Calabria sia dalle regioni a noi vicine e devo dire che siamo fiduciosi. Stiamo veramente ricevendo tantissime telefonate e quindi per quanto riguarda la parte alberghiera siamo fiduciosi, siamo certi che sarà un'estate, speriamo come lo scorso anno in cui ci fu un incremento del 37%, ma non solo un incremento, l'anno scorso siamo arrivati ad un pubblico che per anni non avevamo mai visto, forse probabilmente la limitazione dei viaggi all'estero ha fatto sì che le persone cercassero un'alternativa valida a quei viaggi che di solito facevano all'estero e la Sira da questo punto di vista è l'alternativa giusta, l'alternativa corretta e l'alternativa salutare. La purezza del nostro territorio in un momento così difficile sicuramente sarà scelto e premiato. Voglia di mare, di sole e di estate, inizia la bella stagione ma sono ancora pochi gli ombrelloni aperti sulla spiaggia. Qui siamo ad Amantea, centro del Tirreno Cosentino, il pienone, ci dicono, si registra soprattutto nei weekend. Alcuni lidi sono già aperti, qualche villeggiante è già arrivato, in altri invece ancora si lavora. Purtroppo il Covid ha rallentato ogni servizio in qualsiasi attività, purtroppo il materiale sta arrivando in ritardo, quindi anche le industrie sono in netta difficoltà, però devo dire che c'è una forte collaborazione tra i vari settori perché tutti tendono a riprendere e ce n'è bisogno, la gente proprio ce lo richiede, questa voglia di ricominciare, questa voglia di rilassarsi e poi diciamo che la Calabria è un posto bellissimo e molto amato anche dalle persone. Avete già prenotazioni? Sì, sia a luglio e soprattutto ad agosto, purtroppo l'avremmo avuta anche a giugno ma vista la situazione abbiamo dovuto disdire queste prenotazioni, però non ci possiamo lamentare. Ma che estate sarà? Io sono fiducioso, guardi, secondo me sarà una buona estate perché la gente ha voglia di uscire, ha voglia di tornare a vivere. Penso sarà un'estate sicuramente con più affluenza di persone rispetto all'anno scorso, sia per il discorso dei vaccini, dei Green Pass, i contagi stanno diminuendo, quindi le persone diciamo che adesso sono pronte a ritornare in spiaggia. Speriamo un'estate all'insegna del divertimento, sempre rispettando le regole. C'è voglia di ricominciare, soprattutto per le famiglie, lo dico anche io che sono mamma di una bambina, questi bambini hanno voglia di uscire, di divertirsi e io sto notando che c'è voglia di andare in luoghi sicuri, in luoghi dove ci sia ordine, ci sia rispetto delle regole, c'è voglia di sicurezza, di divertimento ma soprattutto di sicurezza. Bentrovati, questo è l'ennesimo appuntamento con Seven, quindi con il settimanale, con un resume di quello che è il contenuto di quelle che sono state le maggiori notizie trattate dalla redazione giornalistica durante i nostri TG, quindi nell'arco di una settimana. Copertina di Luca Chito, che salutiamo assieme ovviamente alla redazione giornalistica. Grazie ancora una volta a voi per averci scelto, perché un minimo di esercizio di democrazia, se non altro col telecomando, lo si può esercitare, basta cambiare canale se non vi piace, quindi questo è quanto. Ma facendo il punto su quella che è la situazione in Calabria in questo momento, sì, ottimismo e fiducia, perché diciamo che la forza, il nervo dei calabresi da questo punto di vista è importante. Tanti stanno cercando di riorganizzarsi, non solo le idee, ma di riorganizzarsi anche da un punto di vista aziendale, anche da un punto di vista economico, cosa fare per il futuro e quindi agire con ottimismo certamente dà una spinta in più, una spinta che poi arriva in un momento in cui, soprattutto da un punto di vista delicato politico, mentre si parla di quelli che sono i soldi destinati per la resilienza, la ripartenza in Calabria, capiteranno in un momento in cui ci sarà un cambio al vertice a prescindere da chi sarà il nuovo presidente, se verrà confermato il centrodestra o chi sarà dei candidati dal centrosinistra alle liste civiche. Molta confusione, tranne che per la destra che ha schierato un candidato in pompa magna che è Roberto Chiuto e che quindi ha il supporto a tutta quanta una coalizione. La sinistra è in totale confusione nonostante abbia espresso il proprio candidato, o meglio la candidata, e poi invece De Magistris che continua per la sua strada. I candidati ufficiali sono 5, lo tratteremo anche più avanti questo argomento, ma c'è da riflettere su quello che bisogna fare per la Calabria nei prossimi mesi, perché è importante su come verranno impiegate queste risorse, perché c'è un report della Banca d'Italia. Sentite qui.
Calano turismo e commercio in Calabria e non poteva essere altrimenti vista la pandemia e i lockdown. Gli effetti negativi dell'emergenza Covid-19 si fanno sentire come sul tessuto economico calabrese che nel 2020 è stato pesantemente condizionato con un brusco calo. Questa regione ha dovuto pagare un prezzo molto alto alla crisi dovuto soprattutto, come dicevamo, alla mancata crescita e questo si è riverberato in maniera particolare, in maniera forse più accentuata, ma sicuramente non unica, proprio sui livelli occupazionali, che sono crollati nonostante i puntelli posti in campo dai provvedimenti governativi, da tutti i provvedimenti, dalle misure di sostegno, quindi nonostante questa situazione che ha cercato comunque di creare una rete di protezione, una bolla per attutire gli effetti della pandemia, ecco, noi assistiamo a un calo dei livelli occupazionali che è quasi doppio di quello della media del Paese durante quest'anno, questo terribile anno 2020. Lo segnala la Banca d'Italia che ha effettuato l'indagine su un campione di imprese industriali. Nel settore dei servizi il calo più accentuato, mentre regge quello delle costruzioni. Bisogna ripartire senz'altro dalle risorse più importanti che questa regione ha, che già potenzialmente sono fattori di crescita. E citiamo per tutte quella del capitale umano, quella del valore delle diversità e quella dell'immenso patrimonio culturale e artistico e ovviamente anche naturalistico di cui questa regione può vantarsi. Certo, pensando al patrimonio culturale e artistico della nostra regione e rapportandolo a quello che è l'effettiva qualità espressa da tantissimi componenti della nostra classe politica, qualche dubbio mi sorge. Intanto c'è da evidenziare che c'è un'Italia ancora una volta a velocità diverse e noi siamo quella con lo scarto ridotto ovviamente, perché se pensate anche alle risorse che sono destinate, nonostante le proteste di diversi sindaci, nonostante c'è stato poi un tentativo di cercare di far rivedere queste formule empiriche calcolate dal governo centrale, perché gli investimenti ovviamente sarebbero da fare più al sud. Questi sono i danni che ha prodotto la pandemia in un tessuto socio-economico già molto debole e proprio per questo motivo abbiamo un blocco di servizi che parla di problemi, economia, ma soprattutto di lavoro, che è un fenomeno nella nostra regione da sempre in crisi. A me i proclami tante ricette che non mi riempiono la pancia, né a me e alla mia famiglia. Solo un mese fa avevano inscenato una protesta davanti la cittadella a Catanzaro e siccome nulla è cambiato, i lavoratori del CORAP, il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, sono scesi di nuovo in piazza. È una situazione estremamente grave che come dire, un'amministrazione come la Regione Calabria non riesca a retribuire questi lavoratori che fra le altre cose garantiscono il buon funzionamento del sistema di depurazione calabrese. Siamo al 30 giugno, se salta il sistema salta la stagione turistica, cioè perdere come dire, ulteriormente credibilità significa anni e anni di lavoro per poterlo recuperare. Da 7 mesi non percepiscono lo stipendio gli oltre 90 lavoratori e il futuro è davvero incerto. Noi abbiamo bisogno di certezze, di tempi certi, cioè quello che si fa deve essere condiviso e fatto nei tempi concordati e dobbiamo avere certezze sul futuro del CORAP e sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Ancora oggi noi non sappiamo davvero quale azione di risanamento finanziario sarà messa in campo, perché il problema della crisi finanziaria del CORAP è ancora tutto in piedi, non lo abbiamo risolto, non è stato risolto. Chiedono di ripristinare le risorse finanziarie per il lavoro i forestali che questa mattina hanno protestato davanti la cittadella regionale. Abbiamo approvato un contratto a dicembre 2019 e questa giunta si intestardisce a non recepirlo, ricordando che il contratto non viene rinnovato da circa 11 anni e questa è una umiliazione per i lavoratori della forestazione calabrese. Poi se vogliamo possiamo parlare che manca di una programmazione la forestazione in Calabria, non c'è una prospettiva
Eppure noi ci troviamo adesso in una situazione che si potrebbe programmare. Se facciamo riferimento per esempio ai fondi di resilienza e rilancio della nazione italiana, vediamo che 68,6 miliardi sono stati destinati alla transizione ecologica e la forestazione in Calabria sta facendo esattamente quello che questo progetto della transizione si propone, cioè questa forestazione è proiettata al futuro. Ed è bene, si lascia morire. Oggi ribadiamo il valore, l'importanza del lavoro dei lavoratori forestali, il lavoro svolto ieri, oggi e quello di domani. Quindi chiediamo alla politica investimenti, impegni, risorse. Purtroppo il piano attuativo 2021 non potrà essere garantito al 100% perché mancano 30 milioni di euro. Chiediamo al governo regionale, al governo nazionale di ridurre i tagli, di fare investimenti per il settore della forestazione, perché una regione come la Calabria ha bisogno del presidio umano, ha bisogno di manutenzione in linea con le politiche europee. Ad oggi qual è il rischio? Si rischia che questo settore scompaia, si rischia che questo settore non ci sia più dopo che per anni ha mantenuto un territorio, ha mantenuto una regione, anche in situazione di forte criticità, di forte difficoltà. Hanno occupato la strada provinciale di collegamento con la Sila i tirocinanti, bloccando così di fatto il traffico verso la zona montana. A loro fianco i sindaci del territorio che da giorni chiedono di dare una prospettiva lavorativa ai tirocinanti, risorsa imprescindibile per gli enti. Con questa iniziativa noi oggi vogliamo chiedere al governo nazionale e al governo regionale di trovare la soluzione affinché scompaia il lavoro nero negli enti pubblici. Non possiamo favorire il lavoro nero, diciamo basta, è veramente una vergogna e noi come sindaci, come primi cittadini di tutta questa fascia importante che è la Presila, siamo qui al loro fianco a manifestare questo disagio. Vanno intraprese subito azioni forti e concrete per una stabilizzazione. È da troppo tempo che vivono nel precariato, abbiamo interessato tutte le istituzioni sovracomunali affinché prendano a cuore questa situazione. Non si può fare proroghe su proroghe e mantenere questo bacino di lavoratori che sono necessari per i nostri comuni, per il mondo della giustizia e per altri settori, non si può tenere in questo stato di precariato. Serve regolarizzare questa annosa e precaria situazione per i circa 7.000 tirocinanti calabresi, ex percettori di mobilità in deroga, cui la Regione negli anni passati ha offerto diverse misure di politiche attive, senza garantire però una prospettiva di regolarizzazione stabile. Nel mese di dicembre abbiamo chiesto con delibera di giunta di stabilizzare tutti questi lavoratori perché svolgono dei servizi essenziali sia all'esterno che all'interno dell'ente. Le istituzioni prendano atto del nostro documento che abbiamo firmato fra tutti i sindaci della provincia in modo che diventino lavoratori a tutti gli effetti e non più tirocinanti a 10 anni. Stiamo lanciando un'assemblea di tutti i sindaci calabresi per la prossima settimana dove insieme proveremo ad aprire un tavolo con Roma, andare a Roma e porre la questione con forza. Senza i tirocinanti, senza tutte queste persone, la pubblica amministrazione in Calabria chiude, quindi è importante che sin da subito si pongano le basi affinché questa situazione venga risolta. E pensate che sono soltanto 3 delle tantissime criticità che attraversano la situazione del lavoro nella nostra regione. Ovviamente c'è vicinanza, solidarietà nei confronti dei lavoratori e soprattutto un pungolo a chi si occupa di governare alle nostre latitudini, ma anche al governo centrale, perché non si può certamente parlare di sviluppo se manca la prospettiva di un lavoro certo che possa garantire dignità e soprattutto il quotidiano a tantissime famiglie. Poi arriveranno puntuali le promesse che a giudicare dalle prime uscite dei candidati sono tutte quante uguali: il lavoro, la nuova viabilità, certamente la sanità, evitare l'immigrazione sanitaria, tutte parole che sentiamo preliminarmente quando si presentano le liste, le campagne elettorali da troppo tempo, il che vuol dire che è arrivato probabilmente il momento di riflettere, ma di farlo bene, di non lasciarsi prendere la mano, perché saranno ancora una volta probabilmente da parte di alcuni soggetti promesse vane. Cambiamo argomento e pagina perché a Cosenza c'è il rischio di un disastro ambientale.
Il fiume Busento scorre nella vallata di Carolei. Stamattina l'acqua è limpida e solo tra le rocce si forma un po' di schiumetta, ma qualche ora fa lo scenario era ben diverso. Ecco le immagini girate nello stesso tratto del fiume da un cittadino che ha dato l'allarme. La schiuma bianca è densa e si accumula tra le pietre e sugli argini. Sarebbe stata questa sostanza a causare la moria dei pesci, denunciata via social da un gruppo di giovani che hanno chiesto l'intervento delle autorità e contattato l'Arpacal. Stamattina i carabinieri sono stati a lungo a Carolei per raccogliere informazioni e fare chiarezza su cosa sta accadendo nel fiume. Il sindaco Iannucci collabora con le forze dell'ordine. Per il momento sono soltanto ipotesi, ma il sospetto è che nel fiume ci siano sostanze molto dannose per l'ecosistema. Sono venuti per richiedere la copia di alcuni documenti, noi glieli stiamo fornendo, stanno indagando. Al momento non posso dire di più, ci sono le indagini in corso, quindi poi vedremo cosa succederà. Già 3 anni fa l'acqua del fiume era stata contaminata. Intanto, a pochi metri di distanza, si lavora per sistemare le condutture che collegheranno una nuova sorgente alla rete idrica. Il rischio inquinamento delle falde è remoto, ma bisogna scongiurarlo. Nel 2018 in quel caso si era verificato lo sversamento di liquame che paradossalmente ha creato forse un po' meno danni. Quello di questi giorni è stato un vero e proprio disastro ambientale, con la moria di centinaia e centinaia di trote. Capite bene che la situazione è abbastanza grave e se facciamo il paio con quello che vi abbiamo raccontato, c'è gente che non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, ci sono invece persone senza scrupoli che continuano a pensare e a far finta di nulla, perché questo è l'unico mondo che ci resta, ma per guadagnare di più. Ma perché regolarizzare gli scarichi? C'è un posto dove buttarli, che poi tutto andrà in malora. Chissà quando e chissà perché, e nessuno se ne preoccupa. E questo mi sembra un ragionamento talmente da incoscienti che ovviamente chissà dovrebbe denunciare. Andiamo avanti e cambiamo pagina, occupiamoci del problema dei problemi, quello che sta governando le nostre vite e il nostro quotidiano da più di 1 anno e mezzo ormai. E quindi capiamo qual è la situazione del Covid-19 nella nostra regione. L'andamento del piano vaccinale in Calabria ha subito dei rallentamenti e quindi si dilatano i tempi per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge. Con l'arrivo di nuove varianti resta la preoccupazione fra la popolazione che spera in una copertura più omogenea sull'intero territorio regionale. Gli studi preliminari mettono in evidenza come la capacità protettiva dei vaccini attualmente disponibili sia sovrapponibile tra la variante Delta. Lei citava la variante Delta, cosiddetta isolata in India per la prima volta, rispetto alla variante inglese, per esempio, o variante Alfa. Per cui da questo punto di vista possiamo essere tranquilli proprio per questo motivo, perché si è visto che il tasso di copertura delle vaccinazioni nei confronti delle 2 varianti è sovrapponibile, quindi ancora di più dobbiamo perseguire questo obiettivo, tenendo conto che però la variante Delta è sicuramente più contagiosa della variante Alfa e quindi la capacità di raggiungere un maggior numero di persone sicuramente deve preoccuparci, anche tenendo conto che la replicazione del virus, cioè più il virus si replica, maggiore è il rischio che muti e quindi che si creino delle nuove varianti. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello di frenare la replicazione del virus e questo dobbiamo perseguirlo come stiamo già facendo, ma ancora di più attraverso l'estensione e il raggiungimento di un maggior numero di soggetti, soprattutto soggetti ultrasessantenni, a mio avviso, e soggetti fragili, proprio perché questa malattia ci ha insegnato bene che il ricarico maggiore in termini di mortalità proprio è a carico di queste categorie di soggetti. Sanitari Novax, è una brutta gatta da pelare perché non sono pochi i medici e gli infermieri che si sono schierati contro i vaccini, scegliendo il no all'inoculazione. È da tempo che il governo minaccia di sospenderli dal lavoro e qualcosa già si è visto in questo senso in alcune regioni del paese. Adesso anche in Calabria ci si muove in questa direzione e le ASP di Reggio Calabria e Catanzaro hanno disposto la sospensione, vale a dire a casa e senza stipendio, per 16 tra medici e infermieri che non si
si sono vaccinati. Nessuno di loro ha fornito giustificazioni convincenti del perché della rinuncia. È probabile che nei prossimi giorni anche le altre ASP della Calabria seguiranno questa strada, ma qual è la posizione degli ordini professionali rispetto a questa decisione? È obbligo delle ASP procedere alla sospensione dell'attività del medico o quantomeno, se possibile, a spostarlo in un ambito di lavoro in cui non avrà contatto con nessun paziente onde non diffondere così l'infezione. Dopodiché dovrebbero a loro volta, sempre le ASP, comunicare agli ordini professionali la mancata vaccinazione del medico e l'ordine dei medici ne deve prendere atto e procedere a sua volta alla comunicazione al medico dell'avvenuta sospensione. Lascio a voi le considerazioni su questi due servizi. Siamo lontani dall'immunità di gregge e proprio per questo motivo, oltre a lasciarvi le considerazioni, vi invito ad una riflessione, invito anche me stesso ad una riflessione su quelli che devono essere i comportamenti da adottare da qui in avanti. Sì, perché le misure restrittive si sono allentate, ma riflettiamo e facciamo tutti quanti assieme, perché non basta Speranza, non basta il CTS, ci sono addirittura i medici e gli operatori sanitari Novax. Che qualcuno ci aiuti, ma che soprattutto proviamo ad aiutarci da soli, che è la strada migliore. E intanto, ve l'abbiamo annunciato in apertura, parte la campagna elettorale per le prossime regionali nella nostra terra e quindi facciamo il punto. La campagna elettorale per le elezioni regionali di ottobre ha preso ormai l'avvio, ancora qualche incertezza nel centro-sinistra, ma i temi su cui punteranno i diversi candidati, finora 5, cominciano a delinearsi. Il centrodestra punta su Roberto Occhiuto, che già nella sua presentazione ufficiale alla Lamezia aveva tuonato contro l''ndrangheta. I suoi voti non li vogliamo, ha detto Occhiuto, che adesso rincara la dose lanciando la sua proposta. Bisogna coinvolgere la Commissione parlamentare antimafia nella valutazione preventiva delle liste. Su questa idea lo segue la Lega, che propone un Dipartimento Nazionale Antimafia con le diverse diramazioni in ogni regione. Il centrosinistra discute ancora della sua candidata, l'imprenditrice Maria Antonietta Ventura. Se da Roma arrivano parole ferme da Letta e Boccia che non lasciano adito a ripensamenti, dalla Calabria le diverse frange del partito chiedono invece un'ulteriore analisi. L'ex presidente Mario Oliverio non le manda a dire e in una lettera aperta dice che Boccia vive su un altro pianeta. Per cercare di ricompattare il partito, Letta ha annunciato la sua presenza in Calabria il 5 e il 6 luglio, ma intanto ha anche un'altra grana da sistemare, l'appoggio dei 5 Stelle, che non è ancora certo perché anche tra i pentastellati ci sono malumori, che fanno il paio con la battaglia che stanno combattendo Conte e Grillo per la guida del movimento. Quel movimento che in partnership con il PD potrebbe finalmente riuscire ad eleggere in seno al Consiglio regionale qualche suo uomo. Delle fibrillazioni del centrosinistra ufficiale cercano di approfittare Luigi De Magistris ed Ernesto Magorno. Il primo ha rifiutato sdegnosamente un'ipotesi di primarie, lasciandosi però a lungo corteggiare. Poi ha avvicinato quella parte di sinistra che non vede di buon occhio la candidata imprenditrice, arrivando a parlare di una candidatura perfettamente inserita nel sistema, la cui famiglia è molto discussa. Magorno, candidato di Italia Viva, senza mezzi termini giudica l'Unione PD 5 Stelle un danno alla Calabria. E Carlo Tanzi, dalla sua postazione fuori dal lagone dei partiti, cerca candidati per irrobustire il suo progetto politico, che sintetizza con uno slogan: voglio una Calabria libera. Saranno le alte temperature, ma in questo momento mi viene difficile fare dei pensieri rispetto a ciò che ho sentito. Il passare dei giorni certamente potrà cercare di liberare uno spazio nella nostra mente, giusto per capire a che cosa andremo incontro e ciò che dovremo scegliere di fare, perché quello poi diventa importante. Era l'ultimo servizio di questo settimanale, di questa numero di Seven. Noi vi lasciamo con i soliti inviti, quelli di cominciare con cautela a frequentare i luoghi della cultura, dalla presentazione dei libri agli spettacoli, alle agorà culturali che si stanno proponendo sul territorio regionale in ogni dove, ed è importante la partecipazione, perché questo potrà garantirci anche un ritorno ad una normalità fatta di socialità, ma soprattutto di scambio di idee, che non è mai male. Ma per lasciarvi noi lo facciamo in
punta di piedi e come si deve, perché c'è una copertina di chiusura e un saluto che va a Vincenzo D'Atri.